buon pomeriggio dal Palasport di Villafranca, da Romina Visconti. A brevissimo andremo a conoscere anche la mia spalla di giornata. Ricordiamo, siamo qui oggi per una giornata dedicata alla pallavolo giovanile, in particolar modo alle categorie Under 14 femminile e Under 15 maschile. Un'avventura iniziata ancora venerdì, ma prima di addentrarci sulla formula di questo trofeo, denominato Trofeo dei Territori 2019, andiamo a presentare la mia spalla, ovvero Massimo Salmaso, che fa parte del consiglio della FIPAPA del Veneto. Ciao Romina, tra noi. buongiorno, ciao. Benvenuti a tutti per questa finale del Trofeo dei Territori. Come dicevi di te, mette di fronte le selezioni provinciali, quindi ogni provincia propone la propria miglior squadra, una piccola nazionale. Si dice che sia la prima nazionale, no? Dove un ragazzo o una ragazza può giocare, quindi gioca nella sua selezione, quindi siamo per vedere dopo 3 giorni di gara questa finale, prima la femminile e poi a seguire la maschile. Allora, partiremo con la femminile, che vede una contro l'altra le rappresentative di Venezia, prima del girone, leader indiscussa con 15 punti, ha fatto punteggio pieno. Dall'altra parte della rete ci sarà la rappresentativa di Treviso Belluno, che anche lei si è battuta bene durante il girone, seconda in classifica. Ricordiamo, si giocherà al meglio dei 3 set e a brevissimo entreremo nel vivo del match. Ne approfittiamo per qualche minuto prima dell'inizio della cerimoniale pre-gara per dare qualche indicazione su quella che è stata la formula. Una formula abbastanza innovativa, un paio d'anni che c'è questa formula che io condivido molto, e non perché faccio parte del Consiglio regionale, ma perché credo che l'obiettivo di questi tornei sia proprio quello di far giocare il più possibile i ragazzi e le ragazze. E quindi da 3 giorni, sostanzialmente da venerdì pomeriggio, dalle 18 di venerdì, tutte le rappresentative. Ricordo che il Trofeo dei Territori del Veneto si è allargato da qualche anno a questa parte anche alle province di Trento e di Bolzano, ovviamente per dare un respiro ancora più importante a questo trofeo. Quindi si è giocato da venerdì, quindi tutte le squadre hanno giocato contro tutti, e quindi veramente il giusto modo. E alla fine è arrivata questa classifica, una classifica di un girone all'italiana, in cui le prime due dei maschi e delle femmine, come dicevi tu giustamente, Venezia e Treviso e Belluno, che vedremo in campo tra qualche istante, si affronteranno. Quindi una formula che mi piace molto e che credo coinvolga molto soprattutto i ragazzi. E sempre parlando di territorialità, è importante anche dare menzione di tutte le realtà che hanno preso parte a questo movimento, che ruota attorno appunto al Trofeo dei Territori, perché come dicevi appunto tu, oggi siamo a Villafranca, ma sono state coinvolte anche altre realtà. Sì, assolutamente, la Cisemo, Zambano, Peschiera, Castelnuovo, Palazzolo, Tutta la Valeggio, parte del lago. Sirmione, cioè solo per dire, Ponti sul Mincio, per dire che è stato un trofeo dei territori, è un trofeo dei territori che si è allargato anche un po' alla Lombardia per la prima volta, e abbiamo sconfinato. Questo devo dire un grandissimo grazie al nome del Consiglio regionale, al Comitato Territoriale di Verona, a Stefano Bianchini e a tutto il suo grandissimo staff, perché hanno fatto davvero un lavoro straordinario in questi giorni e in queste settimane, perché poi ci si concentra sempre sugli ultimi giorni di gara, ma in realtà organizzare manifestazioni di questo genere significa lavorare per molte settimane. E devo dire che ancora una volta Verona ha risposto alla grandissima. Tra l'altro siamo in un impianto straordinario, davvero bello. Mi hanno detto che è un paio d'anni che è stato inaugurato, io non c'ero mai stato, ed è davvero un gran bel palasport luminoso, con un bel fondo, un bellissimo tabellone. Insomma, ci sarà di tutto per vivere un bel pomeriggio di sport, di pallavolo, Romina. Sì, c'è anche una bellissima cornice di pubblico, e vuol dire molto, anche perché stiamo pur sempre parlando di pallavolo giovanile, per cui è un po' la risorsa poi delle formazioni più blasonate del domani, no? E quindi è già importante che ci sia gran calore attorno a loro già dall'inizio. Ma guarda, c'è un bisogno estremo in questo momento nel mondo della pallavolo di fare promozione verso i ragazzi e le ragazze più giovani, perché un po' come tutti gli sport c'è un po' una crisi di identità nello sport. Tanti ragazzi o ragazze, non parlo solo della pallavolo, a questa età, intorno dai 14 ai 16 anni, chissà perché abbandonano lo sport, e questo è un male che dobbiamo combattere. Quindi benvengano queste manifestazioni, benvengano questa promozione, benvenga il fatto di stare 3 giorni assieme, di fare squadra, di quello che tutte appunto le rappresentative hanno fatto. Ci auguriamo chiaramente di vedere 2 belle finali, ma a prescindere
dal contenuto tecnico penso che il significato di questo tipo di manifestazione, e qui vediamo intanto schierata la formazione di Treviso e Belluno per le foto di inizio gara, sia proprio quello di vivere la pallavolo al meglio e poi di iniziare a vedere quelli che saranno i talenti, perché ogni tanto mi piace andare a vedere, Romina, qualche foto del trofeo delle province, si chiamava, di qualche anno fa, e beh, scopri che qualcuno è andato anche in nazionale, non tanti, ma qualcuno è andato, quindi significa che si parte da qua. Certo, sicuramente. A brevissimo entreremo proprio nel vivo della partita. Ricordiamo anche che Venezia parte forse con un po' da favorita dalla classifica iniziale, sembra di sì, però nelle finali secche tu mi insegni che... Sì, poi è anche vero che pur guardando anche l'Albo d'Oro, Venezia è sempre presente, per cui insomma tutto da vedere, anche perché Treviso Belluno si è battuto bene in questi giorni di gara. A brevissimo scopriremo anche i sestetti che verranno schierati in campo. Noi diamo menzione anche del duo arbitrale, che è formato dal primo arbitro Beatrice Trabuio di Padova e il secondo arbitro Laura Andretto di Vicenza. Loro di fatto dirigeranno l'incontro di oggi. Ecco, una delle cose belle anche, Romina, che mi piace sottolineare è che proprio nello spirito delle Kinderiadi, che è il nome, che questo sponsor importante lo possiamo citare perché Kinder da sempre investe nel mondo della pallavolo giovanile, e lo vediamo, vedete che le due squadre, tutte le squadre giocano con la maglia, diciamo, delle Kinderiadi, quindi non c'è la maglia del proprio comitato, ma si gioca, come dire, tutti uguali, ecco, non c'è la maglia diversa, c'è solo chiaramente un colore diverso, ma come vediamo il logo, i numeri, l'impostazione grafica del maglietta è uguale per tutti. Anche questo vuole essere un messaggio chiaro, che qui non ci sono vincitori vinti, sì certo alla fine ci sarà una classifica, però l'importante è creare movimento attorno a questa manifestazione che, ripeto, vive adesso l'atto finale, ma che è 3 giorni che sta regalando. Adesso non ho contato il numero di partite, ma forse poi lo possiamo fare, credo che siano, vedo bene qui, una quarantina di partite alla fine, quindi veramente un grande sforzo logistico, un grande sforzo per il mondo degli arbitri, per tutto il settore arbitrale, perché comunque prevedere una coppia di arbitri in ogni partita per 40 sfide è stato un lavoro che tutto il comitato ha portato avanti in maniera... Eccole qua, anzi, inquadrate, esatto, le sì. nostre due arbitre di oggi. Hai detto bene, un movimento che ruota attorno a quello che è poi l'atto finale, che è quello che stiamo per andare a commentare. Ricordiamo che sono state 8 le sezioni territoriali che hanno preso parte all'evento per quanto riguarda l'Under 14 e l'Under 15, 200 gli atleti coinvolti, per cui insomma è un buon bacino dove si può andare a pescare poi per le squadre del domani, no? Sì, anche a livello regionale i nostri selezionatori a livello regionale sono qui per vedere, perché poi lo step successivo chiaramente è la selezione regionale, quindi si parte da queste selezioni per poi cercare i giovani o le giovani che potranno giocare magari l'anno prossimo al Trofeo delle Regioni, che è invece un trofeo a livello under 16, quindi di un anno in più, ma proprio l'anno prossimo potremmo probabilmente trovare qualche protagonista di oggi nella selezione regionale. Ricordiamo, lo scorso anno questa manifestazione si è svolta a Chioggia, nella Veneziano. Quest'anno si è spostata appunto nei territori che abbiamo menzionato prima, per cui insomma sta cercando di coinvolgere tutta la realtà veneta e non solo, e proprio per dare una sorta di passaggio di testimone da provincia a provincia. Nel frattempo stiamo vedendo che stanno facendo l'ingresso in campo il sestetto prima di Treviso Belluno, che a brevissimo andremo a conoscere, e poi toccherà a quello di Venezia. Diamo una menzione anche per quello che è lo staff che ruota attorno alla rappresentativa di Treviso Belluno, quindi abbiamo il primo allenatore Elisa Sperandio, secondo allenatore Katia Zanetti, terzo allenatore Jacopo Deon e il dirigente accompagnatore Giacinto Dal Moro. Questo è lo staff dell'Under 14 femminile della FIPAV Treviso Belluno. Ecco, ricordo sempre che i comitati appunto di Treviso, i comitati provinciali di Treviso e Belluno si sono uniti qualche anno fa proprio per questa regola che ogni comitato deve avere un numero minimo di società. Belluno, ahimè, non arrivava a questo minimo, quindi si è fusa tra l'altro con grande successo, con grande soddisfazione con Treviso, anche per vicinanza chiaramente geografica, e questa è un'operazione che è stata fatta qualche anno fa, e quindi ecco che la selezione si chiama 3-1 o Treviso Belluno, come spesso viene chiamata per abbreviare.
I due starting six sono pronti. Ricordo che a questi livelli non c'è il libero, quindi sono 6, 6 da una parte e 6 dall'altra, quindi siamo pronti chiaramente per vivere le emozioni di questa finale del Trofeo dei Territori 2019 della Pallasport di Villafranca. Se vuoi Massimo possiamo dividercele così, tu dai una menzione a quello che è il sestetto, certo, di Treviso Treviso Belluno. Belluno partirà con il numero 3 Giada Frigo, il numero 4 Chiara Naldo, il numero 7 Alessandra Ganzer, il numero 8 è Matilde Bosa, il numero 12 è Roberta Miscia, il numero 14 è Giulia Bruno, e questo è il sestetto di partenza della squadra di Treviso Belluno. Io invece vado a scoprire quello che è il sestetto della rappresentativa veneziana, con il numero 4 Aurora Soffiato, con il numero 6 Matilde Favaro, con il numero 7 Carlotta Serena, con il numero 10 Anna Bardaro, con il numero 11 Gaia Zorzetto e con il numero 14 Ilaria Menonna. In panchina l'allenatore Nima Musazzad. 3, 2, 1, si parte? Sì, andiamo. Partirà il servizio, la rappresentativa veneziana. La prima battuta è stata giudicata out nonostante l'esultanza delle veneziane. Infatti anche io, la mia impressione è che la palla fosse in campo, ma noi dalla nostra postazione non siamo i più esatto, i più predisposti, però quindi magari dall'immagine alta lo punto vediamo. Treviso Belluno al servizio. Treviso Belluno, attenzione, Venezia apre il gioco per l'attacco da posto 4, gioca bene sulla mano esterna del muro e porta a casa il primo punto, parità, quindi si va al servizio con Ilaria Menonna. Ricordo sempre che sembrano sempre delle ragazze molto grandi, ma fanno la terza media, Romina. Io intanto mi sconvolgo un po' a vederle così grandi, così formate, così già molto brave a giocare a pallavolo. Attenzione, adesso si gioca sulle mani del muro avversario, però non si riesce da parte di Treviso Belluno a rendere rigiocabile l'azione, quindi vantaggio Venezia che si porta sul 2-1. Andiamo ancora al servizio con Ilaria Menon. Il muro è stata di Carlotta Serena nell'azione precedente. Spinge al servizio, c'è la ricezione staccata da rete di Treviso Belluno all'attacco da posto 4, buono il lavoro a muro di Venezia che apre ora il gioco per l'attacco da posto 4 e trova il muro serrato di Treviso Belluno. Ottima la lettura del gioco a rete e siamo di nuovo in parità, 2-2. Il muro di Giulia Bruno che va ora al servizio, vediamo la preparazione del servizio della centrale di Treviso, l'attacco da posto 3, va a segno una buona diagonale. Sì, ancora una volta il punto è della numero 7 Carlotta Serena. Sì, diciamo ragazze delle scuole medie ma già smaliziate, soprattutto nella gestualità e nella ricerca proprio di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Tocca ora a Venezia che va al servizio con Gaia Zorzetto, cerca la palla corta. Attenzione all'attacco di Treviso Belluno con questa bordata in diagonale. Venezia appoggia, Treviso Belluno ha la possibilità di ricostruire con tutta tranquillità, attacco da posto 2 e c'è l'affondo. Ottimo lavoro a rete di Matilde Bosa. C'è nuova parità, 3-3 ed è Treviso Belluno ad andare al servizio. Tiene in ricezione Venezia, l'attacco con Aurora Soffiato, spinge ora Treviso Belluno ma c'è l'ottimo muro della numero 10 Anna Bardaro, vantaggio Venezia 3-4. Ed è proprio Anna Bardaro ad andare al servizio per la rappresentativa veneziana. Partita molto in equilibrio, almeno in questo inizio match. Tocca ora alla rappresentativa veneziana con questo attacco da posto 2. Dalla seconda linea l'attacco di Roberta Miscia. Tocca ora a Venezia che spinge con Aurora Soffiato ma la palla è out. Nuova parità, 4-4. Sì, le due squadre non stanno forzando molto fino a questo momento, c'è chiaramente un po' di tensione
come giusto che sia, come è normale che sia in una finale importante, perché comunque queste ragazze ci tengono, è come se ci tengono a fare bella figura oggi, quindi il palleggio di Zorzetto in posto 2, c'è forse un'invasione, infatti si muove la rete, credo che abbia toccato la rete del numero 3 Chiara Frigo di Treviso Belluno, quindi arriva il punto numero 5 per Venezia, 5-4 nel primo set. Ricordo sempre partita, ecco che rivediamo, abbiamo anche il rallenti e la parte finale dell'azione con il tocco a rete del muro di Treviso Belluno. A servizio la numero 7 Carlotta Serena spinge, c'è la ricezione di Treviso Belluno, c'è l'ottima lettura del palleggiatore di Treviso Belluno Chiara Naldo, che gioca in solitaria senza aprire il gioco e trova un varco. Sempre Treviso Belluno al servizio, nuova parità 5-5. Tiene in ricezione Venezia, si apre il gioco per l'attacco da posto 2, cerca la palla corta, il numero 4 viene placato, ovvero Aurora Soffiato, poi man mano riusciremo a memorizzare anche i vari nomi. Ecco che rivediamo, guarda Romina, il bel muro di Giulia Bruno che aspetta, vedete, rimane lì un attimo, quell'attimino che è stato sufficiente per mettere il pallone a segno. E c'è il sorpasso di Treviso Belluno 6-5. Esatto. Giada Frigo al servizio, Venezia trova ancora l'attacco murato di Aurora Soffiato, non riesce a passare sul muro serrato, prima aveva cercato la palla corta, ora ha spinto, ma è il terzo muro punto di Giulia Bruno, pensa a te. Sì, stanno lavorando molto bene a muro le ragazze della rappresentativa di Treviso Belluno. E sai, magari Venezia anche un po' di sorpresa, perché dopo aver vinto tutte le partite... E arriva anche l'Ace. Arriva l'Ace, sempre lei. La numero 3, Giada Frigo. Sì. 8-5, attenzione perché sta allungando il passo Treviso Belluno in questo momento. Un bel break di Treviso Belluno, effettivamente muro e battute sono i due fondamentali, no? Che si dice, sono quelli che servono per fare il break. Ancora al servizio, cerca di nuovo l'Ace ma la palla esce dal perimetro di gioco. Tocca ora a Venezia che va al servizio con Aurora Soffiato, che in questa rotazione aveva un po' sofferto il muro avversario. Vedremo se nella rotazione successiva Venezia riuscirà a trovare quello slancio per poter andare a ricucire il gap. Attacco dal centro per Treviso Belluno, ottimo il punto di Giulia Bruno, grande protagonista primo muro, ora in attacco sta lavorando molto bene. Ancora Treviso Belluno al servizio, ricordiamo il parziale in questo primo set 9-6, sempre sul +3 il vantaggio della formazione di Treviso Belluno, che spinge anche al servizio. L'attacco ora di Venezia con Matilde Favaro, tocca ora Treviso Belluno, è muro scomposto, mettono male le mani a muro e Treviso ci va a nozze. Sì, Roberta Miscia da posto 4, ecco che rivediamo la bella difesa, poi il palleggio in zona 4, vedete, gioca forte sul muro la numero 12 di Treviso Belluno, e sono 10 i punti di Treviso, avanti 10-6 in questo primo set al servizio al numero 4, Chiara Naldo. Ancora out il servizio di Treviso Belluno, ci devono un po' prendere le misure. Sì, ma probabilmente hanno indicazione di forzare, no Romina? Chiaro. Tocca ora Venezia con Matilde Favaro al servizio, 10-7 il punteggio. C'è un po' di tentennamento qui tra il palleggiatore per andare a riprendere questo pallone a filo rete. Di fatto la palla cade a terra, ne approfitta Venezia che porta a casa un punticino tutto regalato, ma va benissimo in questo momento di parziale sofferenza. Ancora Venezia al servizio, si apre il gioco per l'attacco da posto 4, ottima diagonale. Matilde Bosa da posto 4 mette a terra, vediamo il replay di questa azione, a tutto braccio, palla ha chiuso un po' gli occhi, ecco la rivediamo, si scontrano un po' in difesa quelle di Venezia, quindi a buon gioco. 11-8, mantiene 3 lunghezze di vantaggio Treviso Belluno, che batte con Roberta Miscia. Esatto, questa volta cerca la sicurezza al servizio, c'è l'attacco di Venezia con questa ottima diagonale stretta di Anna Bardaro.
Attenzione ora all'attacco da posto 2, palla staccata da rete. Ne approfitta di prima intenzione Treviso, c'è ora la ricostruzione del gioco di Venezia con questo ottimo lavoro di Ilaria Menon. Gran palla, molto sicura nel colpo, ha cercato il varco. Hanno lavorato molto bene prima nell'appoggio e poi nella fase d'attacco. 11-9, si riduce un po' il gap da parte di Venezia. Ora al servizio ancora, questa volta a soffrire un po' Treviso Belluno in ricezione. 11-10 il parziale, ancora Ilaria Menona al servizio. E abbiamo visto l'ottimo lavoro a rete di Anna Bardaro per quanto riguarda la rappresentativa di Venezia. Tiene in ricezione Treviso Belluno, vedremo ora l'ottimo lavoro a rete, doppio attacco di Treviso Belluno che va a segno con Alessandra Ganzer. 12-10, mantiene il vantaggio Treviso Belluno. Buon livello, una buona pallavolo. Ricordo sempre che siamo a livello di Under 14, devo dire che fino adesso stanno giocando. Qui pasticcia un po' Giada Frigo sotto rete, a buon gioco il muro, forse la palla addirittura non è neanche passata, ho questo dubbio. Comunque. Sì, molto probabilmente sì, è andata proprio così. Ora al servizio Venezia con Gaia Zorzetto. Tiene in ricezione Treviso Belluno, l'attacco ora di Alessandro Ganzer. Tocca ora a Venezia che spinge con Aurora Soffiato. C'è un tocco, questa volta in questa rotazione sta lavorando più con il braccio sciolto, forse prima era un po' timorosa anche dopo 2 murate consecutive, adesso la vedo un po' più a briglia sciolta. 12 pari il parziale, Venezia ora al servizio, la palla però si ferma nella propria metà campo, l'attacco era di Gaia Zorzetto. Vantaggio Treviso Belluno che va ora al servizio con Matilde Bosa. Tiene in ricezione Venezia, apre il gioco per la palletta che mette in difficoltà la difesa di Treviso Belluno. Attenzione, ancora palla nella metà campo veneziana. C'è l'ottimo lavoro in difesa di Treviso Belluno. Tocca ora ad Alessandra Ganzer. Che difese. Azione lunghissima. C'è un gran lavoro in difesa da ambo le parti. Peccato non perché mi sto schierando, ma peccato perché l'azione è stata veramente bella e alla fine questo errore, diciamo, ha un po' vanificato, ma brave tutte e due le squadre a tenere vivo questo pallone. 13-13 il punteggio, Anna Bardaro al servizio per Venezia. Tiene in ricezione Treviso Belluno, gioca con l'attacco al centro. Ragazzi, ottimo lavoro a rete della numero 3 Giada Frigo, ben amministrata comunque, un signor palleggiatore anche dall'altra parte. Ecco, il livello è molto alto. Ecco che la rivediamo, la famosa mezza al centro. Bella palla. Ancora vantaggio delle ragazze dirette da Elisa Sperandio. C'è l'apertura del gioco per l'attacco. La palla che tocca il nastro, tocca l'asticella. Esatto. Quindi punto Treviso Belluno. Questo è un break importante, è un errore in questa fase della partita importante perché torna a regalare il +2 a Treviso Belluno. Spinge Treviso Belluno al servizio, fatica un po' in ricezione, c'è l'appoggio di Venezia. Ha tutto il tempo Treviso Belluno di andare a rigiocare, giocare bene sulle mani del muro con Roberta Miscia. 16-13, si porta nuovamente sul +3 Treviso Belluno e c'è la time out chiesto dalla panchina veneziana. Proviamo a sentire.
tecnica sulla battuta soprattutto mi è parso di intuire da parte, da parte di Musazad. Vedremo se Venezia riuscirà a ricucire un po' il gap. Non è facile neanche per Venezia, come dicevamo prima, a partire con i favori del pronostico dopo aver vinto tutte le partite. C'è comunque un po' di pressione, no Romina? Quindi giusto credo un po'. Giusto un po'. Ricordo sempre che hanno 13 anni, 14 queste ragazze, per cui alla fine, insomma. Esatto. Treviso Belluno al servizio, spinge, la palla è out, quindi punto Venezia, che va ora al servizio con la numero 7 Carlotta Serena. 16-14 la parziale in questo primo set. Bene il lavoro in ricezione da parte di Treviso Belluno, che attacca ora sparando out. Errore di Giada Frigo, scusate. Esatto, sì. 16-15. In ogni caso ho imparato nella mia ormai ahimè lunga esperienza di pallavolo che a livello giovanile può sempre capitare di tutto, rimonte contro rimonte, finché l'ultimo pallone non è caduto a terra. Verissimo, infatti ora Venezia sta giocando un po' più a briglia sciolta. Abbiamo visto anche l'ottimo intervento a rete di Ilaria Menon. Ecco che c'è il time out da parte della panchina di Treviso Belluno. Andiamo a sentire. Le indicazioni di Elisa Sperandio a cercare di rintuzzare la rimonta, per ora riuscita di Venezia, parziale di 3-0 da 16-13 a 16 pari e set chiaramente aperto ad ogni tipo di soluzione. Sì, ora ripartiremo con il servizio di Venezia, sempre con Carlotta Serena. Forza Venezia al servizio, Treviso però lavora bene in ricezione, c'è l'attacco di Roberta Miscia. Per l'invasione. Invasione fischiata a Venezia che vale il punto del vantaggio per Treviso. Attenzione perché c'è un cambio. Eccola qui la situazione che la nostra regia ci mostra, vediamo un po' chi entra il numero 10, no? Rebecca Giacomin, esatto, cambio al servizio, chiamata a sostituire Giada Frigo. E c'è un cambio nelle fila anche di Venezia. Entra la numero 15 Rebecca Sartori per Carlotta Serena. Buona la ricezione di Venezia, l'attacco a tutto braccio da parte di Venezia, che porta a casa il punto con Aurora Soffiato. Proprio lei ad andare al servizio, ricordiamo il punteggio 17-17, set tiratissimo. Ottimo lavoro al servizio di Venezia che porta a casa il punto del vantaggio con questo ace di Aurora Soffiato. 2 punti per lei, il primo in attacco nell'azione del 17 pari ed ora l'ace che regala il +1 e il sorpasso a Venezia. Qualche problema in ricezione per Treviso Belluno, però ora cerca la palla piazzata dalla seconda linea che esce dal perimetro di gioco. Nuovo vantaggio per Venezia, 17-19, Venezia che torna al servizio con Aurora Soffiato. L'errore di Alessandra Ganzer da parte di Treviso Belluno in un momento altrettanto delicato del primo set. Ancora problemi in ricezione, il servizio di Soffiato sta veramente creando il panico. Sì, molto probabilmente si trovano un po' lunghe in ricezione. Sì. C'è un nuovo time out da parte di Treviso Belluno, andiamo a sentire ora il coach.
che rientrano in campo dopo il time out chiesto da Treviso Belluno. Vedremo se continuerà la cavalcata in battuta di Aurora Soffiato, che sta decisamente mettendo in difficoltà la seconda linea di Treviso Belluno. Questo è il caso in cui un buon battitore può fare la differenza. Sì, e soprattutto può capire che è il suo momento. Questa volta è buona ricezione, il palleggio di Chiara Naldo e il bell'attacco della numero 14 Giulia Bruno. Quinto punto personale, la miglior marcatrice fino a questo momento della sua squadra. 3 punti a muro, anzi sono 6 punti, scusate, della giocatrice di Treviso Belluno. 18-20 il parziale, ora è Treviso Belluno da andare al servizio. Proprio con la palleggiatrice Chiara Naldo. Dall'altra parte lavoro in ricezione di Venezia con questa, che finalizza con questa diagonale stretta da parte di Matilde Favaro. Eccola che la rivediamo, bella rincorsa, diagonale piuttosto stretto, il muro che è andato più sulla parallela e ha avuto buon gioco la numero 6 di Venezia. 21-18, 3 lunghezze di vantaggio per Venezia. Riceve Treviso Belluno, apre il gioco per l'attacco da posto 4 e qui ci ha provato Venezia a contenere la foga dell'attacco dell'attaccante del Treviso Belluno. È Giulia Bruno che attacca, vedete, in maniera abbastanza indifferente sia da posto 4 che dal centro, che da posto 3. Buon elemento sicuramente. Sì, assolutamente. Al servizio Roberta Miscia, sempre per Treviso Belluno, questa volta però la palla si ferma nella propria metà campo. 19-22 il punteggio, attenzione, rientra in campo Serena Carlotta per Venezia, che subentra a Rebecca Sartori. 19-22, siamo nelle fasi cruciali di questo primo set, Massimo. Sì, ricordo sempre, siete collegati col Palasport di Villafranca per la finale del Trofeo dei Territori 2019, di fronte ci sono le rappresentative di Venezia, di Treviso e Belluno, gran palla sui 9 metri di Treviso con la proprio numero 7 Alessandra Ganzer che mette a segno il secondo punto personale. Vedete questa palla piuttosto staccata da rete. Cambio nelle fila di Treviso Belluno. In campo Giada Frigo, chiude il cambio, sì. Esatto. Rebecca Giacomin. Che l'avevamo vista entrare prima. Torna all'assetto base. Sì, 22-20 il punteggio. C'è questo attacco ben letto dalla difesa, però di fatto la difesa è stata un po' troppo abbondante. Treviso Belluno non ha potuto ricostruire il gioco, il punto è andato tutto ad appannaggio di Venezia, che si è portata quindi sulla parziale di 20-23. Venezia che ora andrà al servizio con la propria palleggiatrice Gaia Zorzetto. Treviso Belluno ora in fase d'attacco con Alessandra Ganzer, picchia forte in diagonale, 21esimo punto. Treviso è lì comunque, Treviso è lì, set che non è ancora definito, ancora un cambio, proprio in battuta esce la numero 8 Matilde Bosa, entra in campo la numero 2 Giorgia Schiocchet. Sì, molto probabilmente un cambio mirato per cercare di mettere in difficoltà la abbiamo visto linea. quanto importante sia stata, no? Prima la battuta, Chiaro. Il break di questo set a favore di Venezia, per ora è arrivato proprio sul turno in battuta di Soffiato, quindi 21-23, attenzione perché ci siamo. L'attacco dal centro da parte di Venezia che gioca la palletta corta, però di fatto la palla è out. Errore di Serena Carlotta e arriva, ecco che rivediamo il pallonetto morbido, ma la palla, vedete, termina fuori in posto 2. C'è il time out chiesto dalla panchina di Venezia e noi andiamo dall'altra parte a sentire Treviso Belluno con la telecamera a spalla di Renato Sandelli. Tieni la direzione, d'accordo? Naldo, ferma in difesa. Qualche indicazione soprattutto per quanto riguarda la seconda linea del lavoro in difesa da parte della rappresentativa di Treviso e Belluno. Ricordiamo 22-23 il parziale in questo primo set e Treviso e Belluno ad essere ora al servizio. Una lunghezza da recuperare per la formazione che rappresenta queste due province. Rimane in battuta la numero 8 appena entrata,
anzi scusate, la numero 2 Giorgia Schiocchet. Tiene in ricezione Venezia, apre il gioco per l'attacco da posto 2, c'è il buon lavoro di Treviso Belluno che comunque rimane nell'azione. Tocca ora a Venezia spingere e lo fa con Aurora Soffiato. Risponde Treviso Belluno cercando la palla corta, buon lavoro in difesa, ricostruzione del gioco di Venezia, palla in campo, forse anche toccata da Muro. E c'è la prima palla a 7 che rivediamo. Sì, la palla è anche in campo, la palla è in campo, sì, la palla è in campo assolutamente. 24-22, 2 palle 7 per Venezia. Va al servizio con Anna Bardaro. Tiene in ricezione Treviso Belluno, l'attacco Murato, ricostruisce il gioco Treviso Belluno, pasticciano un po', piazzata a piede a terra, però ha pescato un bel jolly, Giorgia Schiocchet senza paura, non è andata ad appoggiare in palleggio come spesso si fa e qui condivido la sua scelta, la palla va sempre attaccata perché qualcosa può succedere, cambio può delle capitare. fila di Venezia, sta per fare il suo ingresso in campo Irene Pilotto per Ilaria Menon. 23-24 il parziale. Che bel finale di set tra queste due squadre che hanno giocato un'ottima pallavolo. Treviso Belluno al servizio con Alessandra Ganzer, tra le migliori realizzatrici sino a questo momento. Ottima diagonale stretta di Venezia, rigioca Treviso Belluno che risponde con un ottimo attacco da posto 4. Tocca ora a la palla ancora viva, attenzione, la palla out di Roberta Misce, arriva il punto numero 25. Si chiude il primo set ad appannaggio di Venezia con il parziale di 23-25. A tra poco per il secondo set. Mentre le due rappresentative stanno rifiatando dopo la fatica, lo possiamo dire, del primo set, perché è stato veramente un set tiratissimo, una buona pallavolo da ambo le parti. Noi abbiamo il piacere di avere qui in postazione Adriano Bilato, vicepresidente nazionale della FIPAV. Benvenuto tra noi. Buongiorno a tutti. Allora, qual è il primo commento che si sente di fare di questa apertura di finalissima? Beh, intanto, come hai detto te, già questo primo set ha dimostrato il livello tecnico veramente che c'è in questa regione, perché è stata veramente una partita di alto livello tecnico dove abbiamo visto anche delle belle giocate e veramente un bel gioco. Anche perché ricordiamo che nulla è scontato, nel senso che le ragazze che stiamo vedendo in campo ora potrebbero essere le giocatrici della nazionale di un domani, nel senso che è da loro che si va a pescare poi le risorse per portare avanti il movimento a livello proprio nazionale. Hai detto bene, il trofeo dei territori adesso, che prima era delle province che adesso non ci sono più, e assieme al trofeo delle regioni effettivamente sono il trampolino di lancio per molte ragazze e per molti ragazzi. C'è un lavoro di qualificazione dietro fatto da parte di tutti i comitati importante, e come abbiamo visto ormai in tanti anni, molte di queste ragazze che si vedono qua
in questa manifestazione dopo tantissime raggiungono gli alti livelli e arrivano nelle nostre nazionali giovanili. Ne approfitto al volissimo per chiedere qual è lo stato di salute della nostra nazionale, sia in ambito maschile che femminile. È una bella domanda. Allora, diciamo, partiamo dal femminile, visto che stiamo parlando e vedendo una finale femminile. Beh, lì diciamo possiamo essere molto ma molto soddisfatti, sia per quello che è già stato fatto, ma perché è una nazionale molto giovane e quindi con un futuro che sicuramente crediamo sia molto ma molto roseo. Quindi ci aspettiamo molto da questa nazionale. Già anche da subito abbiamo portato le qualificazioni per le Olimpiadi, le abbiamo portate proprio in casa tutte e due, sia quella maschile sia quella femminile. Avremo l'Olanda, che non è certamente una nazionale facile, però confidiamo molto in questa nazionale, soprattutto nel prossimo futuro. Diverso è quella maschile, di cui soffriamo adesso un po', ma siamo certi che daranno sicuramente il massimo anche questi ragazzi, e se non ce la faremo in questa prima volta, dopo crediamo che nella seconda possibilità che noi avremo a gennaio riusciremo a qualificarci, perché non vedo un'Italia non qualificata alle Olimpiadi. Bene, insomma, abbiamo cercato di dare una panoramica, seppur in pochi minuti, tra uno scambio e l'altro, quindi noi siamo onorati di averla qui oggi, ma conto di poterla fare intervenire in altri momenti del match. Noi torniamo alla cronaca della partita, perché di fatto è iniziato questo secondo set. Il primo punto di questo parziale è ad appannaggio della formazione veneziana. Bene, grazie a voi e ci rivediamo tra pochissimo. Grazie. Tanto la palla si insacca nella rete, c'è la prima parità del set, 1-1. Treviso Belluno ora al servizio con Roberta Miscia. Nel frattempo è tornata alla mia spalla, ovvero Massimo Salmaso, qui in postazione. E dopo Adriano Bilato sempre difficile poi dire, no, qualcosa. Lui arriva da Roma, sai com'è la vicepresidenza federale. No, Adriano è chiaramente una persona importante per la pallavolo veneta, perché è stato per anni presidente del comitato regionale Veneto, e quindi è importante per il nostro movimento la sua presenza nella vicepresidenza nazionale. Com'è qui? 2-1, mi sono perso qualche punto? Ma diciamo che siamo... Rimane l'equilibrio, esatto, no? sì. Non è cambiato molto rispetto al primo set, le due formazioni stanno giocando sicuramente una buona pallavolo, c'è un buon equilibrio, la spunta sempre chi ha quel qualcosina in più. In questo momento... Oh mamma mia, c'è questa pasticciata a rete, sì. Vabbè, ci sta, nel senso... Ci sta, assolutamente. Si è fatta prendere un po' dall'entusiasmo, esatto. Giulia Bruno, e si è un po' incastrata sulla rete, quindi 2 pari la situazione. Gaia Zorzetto ora al servizio per quanto riguarda la formazione veneziana. Tiene in ricezione Treviso Belluno, attenzione all'attacco di Ilaria Menon. Sicuramente Treviso Belluno sta lavorando molto bene al centro, sì, forse l'attacco che sta girando meglio, anche visto il primo set. Non in certo, ritorniamo ora alla cronaca del match con Treviso Belluno in attacco, spinge dalla seconda linea la palla, fuoriesce dal perimetro di gioco. Chiara Naldo, errore di Chiara Naldo, la palleggiatrice di Treviso Belluno, che appoggia questo pallone fuori. Venezia al servizio con Anna Bardaro. Tiene in ricezione Venezia, l'attacco dal centro, ottimo lavoro. Qui va dato merito al palleggiatore veneziano, perché ha messo la palla veramente in modo ineccepibile nelle mani del suo attaccante. Di Carlotta Serena, molto preciso questo primo tempo. 4-3, torna avanti Venezia. Ancora Bardaro al servizio ancora Venezia al servizio con Bardaro, scusate il gioco di parole. Treviso Belluno ora c'è qualche pasticcio a rete, ma la palla è ancora in gioco. Buon lavoro a rete del palleggiatore di Treviso Belluno.
L'attacco da posto 4 con, mi verrebbe dire, la solita Aurora Soffiato, perché ci ha fatto vedere delle buone cose anche nel primo parziale di gioco. Attenzione, un cambio nelle fila di Treviso Belluno, sta per fare il suo ingresso Margherita Florianna, chiamata a sostituire Giulia Bruno. Ricordo che la finale, come abbiamo detto più volte, si gioca al meglio dei 3 set, quindi è fondamentale chiaramente per Treviso e Belluno rientrare subito in partita appena chiaramente la sconfitta. L'attacco da posto 3, tocca di Giada Frigo, tiene bene la difesa di Treviso e di Venezia, che mette palla a terra da posto 4 con la propria numero 6 Matilde Favaro, terzo punto personale per lei. Sì, Treviso Belluno sta forse pasticciando un po' in difesa perché si trova sempre o troppo lunga oppure in ginocchio, e quindi questo non le permette di tenere in piedi l'azione, però insomma abbiamo visto che ha saputo riprendere un po' le fila. Ancora la seconda linea a far fatica in questo momento. L'ace È un po' di Anna Bardaro. blackout. Sì. Sì, c'è il time out chiesto dalla panchina di Treviso Belluno. Andiamo a sentire le panchine. Basta, dovete saper giocare a pallavolo. Qui arriva il consiglio, qui arriva la modifica di qualcosa, ma non una continua conferma. E che? Dobbiamo giocare una partita in fila difesa. Tenerla. Ripartiamo con i primi doti. Vado a impattare il prima possibile e poi dobbiamo sviluppare la possibilità attacco a 3, differenza prima linea, al contrario. Elisa Sperandio si è forse resa conto che è proprio un blackout più di testa che di credo gambe. proprio di sì, perché ha dimostrato nel primo set questa squadra di poter assolutamente giocare alla pari con Venezia, e quindi in questo momento, come dici te Romina, giustamente più di testa. Vediamo se continua sul servizio di Anna Bardaro, sempre molto ficcante la sua battuta. L'attacco da posto 2 questa volta è vincente, di Matilde Bosa. Molto probabilmente anche le parole del coach hanno un po' spronato la formazione. Ricordiamo il parziale in questo secondo set 4-7, per cui sono a favore di Venezia. Sì, 3 le lunghezze a favore di Venezia. Ora riceve bene l'attacco da posto 3 da parte della rappresentativa veneziana, che va ora al servizio con Serena Carlotta, che ha appena attaccato da posto 3. Questa volta la palla si ferma nella propria metà campo, punticino regalato alla formazione di Treviso Belluno, che ha la possibilità di andare al servizio con Alessandra Ganzer. Cambio nelle fila di Treviso Belluno, nel frattempo entra in campo Marina Penzo per Chiara Naldo. Cambia il palleggio, qualche centimetro in più. Sì, cambia il palleggio. Sperandia prova chiaramente a cambiare qualcosa, è il momento di farlo, è corretto farlo. Sotto di 3 lunghezze la squadra di Treviso Belluno, 5-8, deve certamente reagire. Ora tocca a Venezia forzare in attacco e lo fa egregiamente con la solita nota Aurora Soffiato. Sì, davvero, è best scorer fino a questo momento, sono 7 i suoi punti personali, la miglior marcatrice della formazione di Venezia. Dalla parte invece di Treviso e Belluno è Giulia Bruno, la numero 14, fino a questo momento aver fatto più punti delle altre, 7 punti personali per lei, per quello che può servire, ma a noi piace fare il tabellino anche a livello giovanile, perché ci dà chiaramente un aiuto nella valutazione. E nel frattempo brava Treviso Belluno a lavorare bene a rete e a mettere in difficoltà la seconda linea veneziana. 6-9 il punteggio al servizio Giada Frigo. Spinge al servizio Treviso Belluno, fatica un po' Venezia, ma comunque dà la possibilità. Brava lei. Brava Marina Penzo, di prima intenzione non ci ha pensato 2 volte, questo pallone a filorete. Lo rivediamo adesso, vedete come ha guardato di là e l'ha chiuso, molto brava. Sì. Senza incappare in falli anche. Sì, è che lì o la doppia o la rete la puoi fare. Esatto. 7-9 il parziale.
Venezia ora ha la possibilità di allungare nuovamente il passo e lo fa bene con Ilaria Menon. 7-10, ancora più 3 per la rappresentativa veneziana, che va ora al servizio con Matilde Favaro. Lavora bene al servizio Venezia, c'è l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4. Il muro è di Gaia Zorzetto. Stavo analizzando la diversità dei palleggiatori che ha Treviso Belluno, Sì. anche proprio a livello di manualità, Sì, no? sì, sì, completamente diverse le due ragazze, sì. 7-11 il punteggio, ancora Venezia al servizio e ancora difficoltà in seconda linea per la formazione diretta da Elisa Sperandio. Ragazzi, brava lei, ha attaccato a tutto braccio Anna Bardaro. Sì, gran palla questa. Sì, ha trovato un varco a rete e ha spinto. Ecco che la rivediamo, palla veramente potentissima da posto 4, niente da dire. 12-7, comincia a prendere il largo decisamente la squadra di Venezia. Riceve Treviso Belluno l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4 con Roberta Miscia. E ci prova ora da posto 1, ricostruisce il gioco Treviso Belluno, ancora da posto 1 con la numero 8 Matilde Bosa, ma la palla si ferma nella propria metà campo. Punto Venezia che si porta ora sul 7-13. Attenzione perché non era mai arrivato ad un vantaggio più 6 così è il massimo vantaggio netto in questa partita, sì, sì. Ancora Venezia al servizio. E ancora problemi in Alla ricezione. filo questa volta, non può far nulla, non può far nulla Marina Penzo, e c'è il nuovo time out chiesto sì, dalla panchina di Treviso Belluno. Scomposto, soprattutto non dimenticare il pallonetto, il nostro, che è il centrale che deve andare a prendere il pallonetto, non dimenticarlo. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto da Treviso Belluno. Stiamo pur sempre parlando di finale, per cui ogni momento deve essere giocato al 1000, perché veramente abbiamo visto, nonostante un primo set molto in equilibrio, il secondo parziale Treviso Belluno è entrata un po' in un mood difficile da risolvere, azione dopo azione. il servizio sta facendo fortemente la differenza in questo momento. Nel frattempo Treviso Belluno sta spingendo, ma c'è da dire che Venezia sta lavorando molto bene in difesa. Sì, sì, assolutamente. Vediamo il contrattacco in l'attacco pipe. dalla seconda linea. Tiene ancora la difesa C'è l'appoggio di Venezia. a tutto il tempo Treviso Belluno per andare a forzare, cerca la palletta, ma c'è comunque bel l'ottima pallonetto, copertura. non arriva. Pallonetto vincente di Margherita Florian, che è entrata in campo, c'è scappata probabilmente durante il time out. C'è stato questo ingresso, la numero 5 di Treviso Belluno, che è entrata in campo e ha messo a segno il suo primo punto personale, l'8º, 8-14, ora sul servizio della numero 6 Marina Penzo. Va al servizio Treviso Belluno, spinge, c'è l'ottimo lavoro in ricezione e contrattacco di Venezia, che trova però il muro piazzato della Matilde Bosa. Quinto punto personale per la numero 8 di Treviso Belluno. Rivediamo questa bella azione a muro, tutta la gioia chiaramente di Matilde Bosa, che accorcia le distanze. Sono ora 5 le lunghezze da recuperare per Treviso Belluno, 9-14. Ancora Marina Penzo al servizio, c'è la ricezione di Venezia, l'attacco, anzi la palla corta, ben difesa e rigiocata da Treviso Belluno, ma c'è l'ottimo lavoro a rete della numero 14, sì, Ilaria Menon. Ecco che rivediamo. Tiene la diagonale Ilaria Menon e chiude il pallone. È proprio Ilaria Menon che adesso andrà al servizio. C'è qualche problema in ricezione, vediamo se riuscirà ad aggiustare Treviso Belluno. L'appoggio di Venezia per l'attacco dal centro con la numero 7 Carlotta Serena.
Quinto punto per lei e a questo punto prende decisamente il largo. Venezia 16-9 più 7 in questo secondo set, un parziale, ci vuole veramente un mezzo miracolo ora per Treviso e Belluno per cercare di rimettere in carreggiata 7 partite. Ancora Ilaria Menon al servizio, però ci prova in tutti i modi Treviso Belluno, vedremo, no? Palla davvero irrecuperabile, 9-17, momento di blackout totale. Attenzione, cambio nelle fila di Treviso Belluno, sta per entrare in campo Giulia Crosato, chiamata a sostituire Roberta Miscia. A un certo punto anche Elisa Sperandio allarga le braccia e dice: mi gioco tutte le carte che ho a disposizione, vedremo se riuscirò a dare uno scossone a questo momento di down. L'appoggio per l'attacco di Matilda Bosa, di prima intenzione Venezia. C'è l'invasione a rete della numero 5 Margherita Florian, Che chiede spiegazioni al secondo arbitro, però di fatto abbiamo visto la rete ballare. 9-18 il punteggio, ancora Venezia al servizio. Sta facendo molto male il servizio di Venezia. Ancora Bosa, questa volta brava Bosa a cercare e trovare un varco tra le mani del muro. Cambio delle fila di Venezia, nel frattempo entra in campo Irene Pilotto per Ilaria Menon. 10-18. Crosato al servizio per Treviso Belluno. Palletta corta, buon lavoro in ricezione di Venezia, che va ora al servizio con Gaia Zorzetto, che non si fa certo cogliere impreparata. 10-19. è dura ora per Treviso Belluno, davvero serve qualcosa che in questo momento non abbiamo ancora visto, non abbiamo ancora visto quella scintilla che a volte scocca, perché nella pallavolo davvero mai dire mai, però non l'abbiamo ancora vista questa scintilla e Venezia sta gestendo, tra l'altro sta trovando molta sicurezza sui colpi. Guardate questo mani e fuori, davvero bellissimo, Esatto. davvero bellissimo di Aurora Soffiatta, ottavo punto per lei, è la miglior marcatrice della partita ed è visto con, ecco che rivediamo, con grande maestria anche, non è andata a forzare, ha visto la mano lì che chiamava quasi un tocco e gliel'ha tirata proprio addosso, quindi molto brava. E molto pensare brava. che ha aperto il match con due murate secche e da lì però si è aperta completamente. Assolutamente. Ancora un muro, ancora lei, ancora lei. Non si passa. No, 21-10. 10-21, pesantissima ora la situazione per Treviso Belluno. Cambio nelle fila proprio di Treviso Belluno, in campo rientra Giulia Bruno per Margherita Florian. Vedremo se riportando parte dell'assetto che abbiamo visto in apertura di match si riuscirà da parte di Treviso Belluno a sbloccare la situazione, anche se la situazione pare compromessa. Sì, direi che ricezione che si ferma nella metà campo. Attenzione perché ora siamo sul 10-22. Sì, ha spento la luce, credo definitivamente Treviso Belluno. Venezia sta veleggiando, passatemi questo termine marittimo e marinaro, verso la 10-22 vittoria. il parziale. Buono il lavoro in ricezione di Treviso Belluno, c'è l'attacco spinto. Vincente, sì. Questa palla spinta da parte di Giulia Bruno. 11-22. Cambio, no, formazione, viene chiesta la formazione da parte di Treviso Belluno. Aveva battuto la compagna di squadra, ma non si era accorta che l'arbitro aveva un attimo sospeso il gioco proprio per verificare l'esatta rotazione della squadra di Treviso Belluno. Eccola qui, secondo arbitro che comunica Laura Andretto di Vicenza, ricordo il primo arbitro Beatrice Trabuio di Padova. Tutto regolare, 11-22 al parziale, Treviso Belluno al servizio. Ricordiamo set che potrebbe voler dire vittoria per Venezia.
che ha vinto il primo parziale 25-23, lo ricordiamo. La palla è in campo. È in campo. È in campo. Buono il Serena Carlotta. lavoro di Venezia, che va ora al servizio con Anna Bardaro. (11-23) il punteggio. Spinge al servizio, l'appoggio preciso sulle mani del palleggiatore che apre per l'attacco di Matilde Bosa, che comunque raccoglie un punticino. 12-23. Forse l'ultima da arrendersi Matilde Bosa, no? In questo vero. set sta comunque Tenendo alta la bandiera. Sì, eccola qui, eccola inquadrata dalla nostra regia. Tiene in ricezione seppur con qualche difficoltà Venezia. L'attacco palla staccata a Gran tutto difesa. braccio. Buon lavoro in difesa. Ora l'attacco di Alessandra Ganzer. Risponde Venezia e lo fa egregiamente, direi. Da qui sembrava in... Sì, è buona. Attacco vincente è della numero 6 Matilde Favaro e siamo alla palla match. 12-24. Venezia al servizio. E c'è un cambio? C'è un cambio. In corsa, ma c'è un cambio. Torna in campo Aurora Soffiato, torna a sedersi in panchina al numero 2 Irene Pilotto e siamo alla prima palla match che può dare il trofeo dei territori 2019. Attenzione, viene chiesta anche la formazione. Nella foga, in effetti sì, al servizio c'è Carlotta Serena. Palla match. Riceve Treviso Belluno, apre il gioco per l'attacco, seppur un pelino staccato da rete, di prima intenzione Venezia. Ancora Treviso Belluno. E c'è il muro finale. Buono il lavoro a muro di Venezia, che di fatto si conferma leader del trofeo dei territori 2019. Dopo una fase di qualificazione da vera leader è andata a giocarsi la finalissima con la rappresentativa di Treviso Belluno e l'ha fatto nel migliore dei modi, regalando sicuramente al pubblico un'ottima pallavolo e dimostrando di avere qualcosina in più da spendere. Ha dimostrato di esserci molto lucida e concreta, non solo a livello di gioco ma anche a livello di testa, che a questa età vuol dire molto, anche perché alle volte basta veramente un momento di down che può trascinare la squadra, così come è stato forse anche per Treviso Belluno. Sì, diciamo che il primo set è stato decisivo secondo me, perché a livello psicologico ha dato grandissima carica a Venezia, che oggettivamente, come dicevi tu Romina, ha dimostrato di avere qualcosa in più. Quindi vittoria meritata, direi meritata, perché comunque percorso netto della squadra di Venezia, non dobbiamo limitarci al giudizio di questa partita, ma tutto il torneo, tutto il trofeo dei territori, punteggio pieno, ha vinto tutte le partite della squadra di Venezia, quindi assolutamente meritato questo trionfo. Io adesso ti lascio qualche istante e vado a vedere se riesco a recuperare il coach, certo, il coach di Venezia. Noi intanto stiamo vedendo ovviamente le immagini di esultanza della rappresentativa veneziana, grandi abbracci da parte della formazione diretta da Nima Musazzad, che vedremo se Massimo riuscirà a portarci qui in postazione per poter scambiare un commento a caldo. Eh sì, stanno arrivando, avremo qui a brevissimo l'allenatore della rappresentativa veneziana, leader del trofeo dei territori Under 14 femminile. Coach, è arrivata la vittoria, una partita comunque giocata, un primo set molto in equilibrio, nel secondo set forse si è vista anche qualcosa in più che ha la rappresentativa che lei si trova a dirigere, insomma. Infatti sono veramente contento, perché comunque siamo riusciti alla fine col gioco in centro a portare a casa questa partita, perché abbiamo sofferto in girone l'abbiamo sofferto tantissimo contro loro, nonostante giocando una buona partita, però non siamo mai riusciti a ingranare fino a questo livello qua. E alla fine, con qualche cambio tecnico, finalmente è arrivato la vittoria, e soprattutto un secondo set al massimo di risultato che poteva arrivare. Sì,
A fare la differenza anche la concretezza e la lucidità che hanno dimostrato le sue atlete, che seppur giovanissime hanno dimostrato di avere forse una marcia in più, nonostante magari il momento che poteva sembrare di leggero appannaggio da parte della formazione di Treviso Belluno, loro sono sempre rimaste lì. Io sinceramente questo devo ringraziare soprattutto ai miei colleghi, posso anche nominarli tranquillamente, delle ragazze che ce l'ho dentro selezione, loro allenatori, Paolo Silvestrini, Cristiano Pavoncelli, Cinzia Bertuccio, Valentina Buldo, hanno fatto un gran bel lavoro e io sono contento di avere dei colleghi che lavorano in questo modo per avere soprattutto questa lucidità in campo. Nel frattempo stanno arrivando tutte le sue ragazze. Abbiamo un'incursione in postazione, ci sono veramente tutte. Vabbè, la gioia ci sta. Loro se la sono sudata sul campo. Non so cosa dire, io per la seconda anno sono veramente contento di avere un gruppo così bello che giocare con loro è solo divertimento, posso dirlo. E poi hanno dimostrato comunque che Venezia è la leader in campo femminile, lo possiamo dire. Mi fa molto piacere questo dobbiamo ringraziare i nostri Cioè, presidenti. Albo d'oro alla mano, comunque è un dato di fatto che la rappresentativa di veneziana sia un osso duro. Ovviamente le società come Fusion, Clodia e San Donà soprattutto lavorano in una maniera molto professionale, posso dire, quindi anche le ragazzine di 14 anni, come ha detto lei prima, dimostrano una lucidità maggiore. Bene, noi ringraziamo e congediamo il mister per i festeggiamenti con le sue atlete. Grazie mille. A questo punto noi vi salutiamo, a brevissimo ritorneremo con l'altra finalissima, ovvero l'Under 15 maschile che si giocherà tra poco meno di un paio d'ore. Più o meno ci siamo, 17. Un arrivederci quindi a prestissimo, sempre in diretta streaming qui dal Palasport di Villafranca.